Portare i turisti a Treviso proponendo loro un itinerario urbano che oltre alle mete più note della città coinvolga anche luoghi meno conosciuti ma altrettanto affascinanti legati al tema dell'acqua e dei mulini. Ecco dunque la nuova mappa dei percorsi lungo i fiumi Sile e Cagnan, curata dal Centro Guide e Servizi Turistici di Treviso. Un tour attraverso la pescheria, i Buranelli, San Francesco, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Lo spirito della mappa è quello di invogliare chi già si trova in ferie nelle più note località di vacanza del Veneto a visitare il capoluogo della Marca. Si pensava di andare a prendere le persone che sono già nelle città limitrofe di carattere turistico, quindi Venezia, Lago di Garda, Abano, Jesolo, che naturalmente sono già arrivati in zona, in modo da proporre un qualcosa per passare una giornata diversa. Nell'itinerario attraverso il cosiddetto quartiere dei Mulini sono stati coinvolti oltre 50 esercizi commerciali, bar, ristoranti, negozi, botteghe storiche che possono offrire qualcosa in più al turista nella sua permanenza a Treviso. Shopping oppure uno spuntino originale, un acquisto da portare a casa per rendere speciale la visita di Treviso, contribuendo anche a rilanciare l'economia di un centro ancora in pesante difficoltà. Ho cercato di coinvolgere tutti i negozianti in questo percorso delle acque nel quartiere dei Mulini e la mappa è stata fatta in questo quartiere proprio per incentivare questa zona. Se l'iniziativa funzionerà, le mappe tematiche potranno essere estese anche ad altri itinerari turistici nella città di Treviso.